Massima allerta oggi per via del maltempo in provincia, allertato il CSC, Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura, in collegamento con i sindaci della provincia, in azione anche la Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento. La situazione in città. Continuano le scosse di terremoto nel Messinese, avvertite nella Sicilia occidentale, la testimonianza dei cittadini. Forte presa di posizione, il Comitato Empedoclino Mare Nostrum chiedono un consiglio comunale straordinario per lo sversamento del reflui del pennello a mare e il dissalatore Empedoclino. Mercoledì prossimo incontro al Ministero delle Infrastrutture per l'aeroporto di Agrigento alla presenza dell'onorevole Pisano e dell'ingegnere Di Carlo del Libero Consorzio Comunale. Controllo del territorio per la movida agrigentina da parte dei Carabinieri di Agrigento, denunciato un dipendente comunale a Naro per furto e vendita abusiva di acqua. Prosciolto dal GUP del Tribunale di Palermo i 6 imputati agrigentini coinvolti su un presunto giro di tangenti all'Irfis. Rinviata la partita di Coppa Italia tra il Gemini e l'Akragas prevista per domani per via del maltempo. Il recupero sarà il prossimo 4 febbraio. Buongiorno, benvenuti con il nostro appuntamento di TV Notizie di oggi 20 gennaio martedì. Apriamo il nostro telegiornale con un'ampia pagina dedicata al maltempo di queste ore e di come la Prefettura di Agrigento stia monitorando il territorio provinciale. Stamani una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi. Il prefetto in collegamento video con i sindaci della provincia, con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, ha voluto sapere qual è la situazione. Noi abbiamo seguito l'incontro e vi proponiamo l'intervista riassuntiva al prefetto di Agrigento Caccamo. Prefetto, ecco una sintesi di ciò che è la situazione. Lei ha monitorato in collegamento con tutti i 43 comuni della provincia, Protezione Civile, insomma ci faccia un sunto di cosa si sta vivendo attualmente in provincia. Sì, noi siamo già dalla mezzanotte in allerta arancione, quindi si è imposto l'attivazione del CCS, il Centro Coordinamento Soccorsi, ha effettuato un monitoraggio con tutti i comuni della provincia, tutti presenti al CCS. Nessuna criticità è stata sinora rilevata da parte dei sindaci, fatta eccezione ovviamente di leggeri danni causati dalle forti raffiche di vento, quindi qualche albero abbattuto, qualche impianto pubblicitario. Tutti i sindaci della provincia hanno adottato ordinanza di chiusura delle scuole, parchi, giardini pubblici, anche impianti cimiteriali, così come anche i mercati settimanali, quindi massima allerta da parte di tutti i sindaci. Osservato speciale anche il fiume Salso, perché affluenti dalla zona idrografica di Caltanissetta ed Enna, quindi con afflusso sulla piana di Licata. Anche qui i livelli non destano particolare attenzione, abbiamo un livello di 2,80 m attualmente, quindi sotto osservazione anche il fiume Salso. Per quanto riguarda Lampedusa, anche lì forti mareggiate, quindi sono osservati speciali tutti i comuni costieri proprio in relazione alle mareggiate e soprattutto quei comuni che presentano fenomeni di erosione costiera. Forze di polizia e vigili del fuoco tutti sul campo, operatori di protezione civile, vigili del fuoco operano con 76 unità nella terraferma, con 10 unità su Lampedusa. Quindi il dispositivo del sistema di protezione civile provinciale quindi è allertato con tutte le sue componenti. Quindi diciamo fino adesso, attendiamo adesso l'aggiornamento da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, abbiamo adesso un collegamento proprio col capo dipartimento e vediamo di monitorare l'evoluzione nelle prossime 24 ore. Su Favara? Favara, anche il sindaco non presenta particolari problematiche, anche lì è stata emessa ordinanza da parte del sindaco cautelativa
chiusura scuole, chiusura giardini e verde pubblico, quindi precauzionalmente ecco, i sindaci hanno adottato il potere di ordinanza con provvedimenti contingibili urgenti, quindi questo ovviamente in chiave preventiva e precauzionale. Qualche criticità su San Leone, Agrigento, diceva il sindaco. Il sindaco ha segnalato, sì, non tanto sul Viale delle Dune, dove presentiamo un collasso della pista ciclabile, ma già che si presentava già da diverso tempo, ha segnalato sulla parte Mare Nostrum, dove insistono 2 abitazioni civili, ho disposto adesso in sede di CCS proprio un sopralluogo urgente da parte dei tecnici comunali con l'ausilio dei vigili del fuoco. Monitoriamo queste 2 abitazioni civili e quindi verifichiamo poi se sussistono i presupposti per un'eventuale evacuazione. Lampedusa e Linosa? Lampedusa e Linosa il sindaco segnala ecco, un'ordinaria criticità ecco, sulla zona porto, anche lui ha adottato provvedimenti di chiusura e di interdizione veicolare nella zona portuale, lì si presentano a causa delle mareggiate qualche danno a strutture private, quindi qualche baracca, qualche chiosco ecco, che durante la stagione invernale non sono attivi. Quindi anche su Lampedusa e Linosa diciamo che non si rilevano criticità di rilievo. Sul fiume Platani sì. Tutto sotto controllo, i livelli non sono d'allerta, quindi anche il libero consorzio comunale con il sistema di rilevazione e monitoraggio dei ponti proprio sui corsi d'acqua stanno effettuando un costante controllo. Anche il libero consorzio comunale di Agrigento, attraverso la sua struttura di protezione civile, sta monitorando il territorio. Si tratta complessivamente di 7 stazioni attive nei comuni di Agrigento, Canicattì, Casteltermini, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Licata e Bivona. Consentono di accedere in tempo reale a informazioni utili sulle condizioni del tempo e sui vari parametri, pioggia, umidità, direzione, intensità del vento e temperatura. Ecco, noi abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo intervistato il dirigente del settore continuo e Marzio Tuttolomondo. Ci siamo recati stamattina presso la sala della protezione civile del Libero Consorzio, ecco, parliamo con il responsabile, dottor Achille Contino, che ci illustrerà come sono andate le cose durante la notte e che sta succedendo in questo momento. La situazione è sotto controllo, sicuramente sotto il profilo pluviometrico non ci sono grandi criticità, mentre i forti venti possono dare dei problemi, specialmente sulla costa più esposta verso est. La situazione, ripeto, è sotto controllo, la sala operativa si è totalmente rinnovata, visto che ora abbiamo un sistema di fine tuning, quindi di controllo in tempo reale della situazione, perché abbiamo i sensori sui fiumi e poi che ci registrano eventuali livelli di criticità, e poi abbiamo delle stazioni meteo che ci danno tutti i valori pluviometrici, anemometrici e in generale della pressione atmosferica. Quindi la sala operativa della provincia è pronta, perché sicuramente le allerte meteo tradizionali, burocratiche che fino ad ora abbiamo avuto, possono avere un'evoluzione con l'aiuto della tecnologia, cioè controllare passo passo per ogni momento qual è la situazione e allertare la popolazione quando si raggiungono, indipendentemente dalle allerte, delle situazioni di grave criticità. Questo oggi siamo in grado di organizzarci per poterlo fare. Probabilmente per entrare a regime ci vorrà un po' di tempo, ma a breve lo faremo. Ma già oggi possiamo dire che, nonostante l'allerta arancione che abbiamo nella nostra zona e l'allerta rossa, la situazione è sicuramente sotto controllo. Ecco, so che siete in videocollegamento con diversi sindaci e anche con la prefettura. In questo momento c'è il collega Tuttolomondo che sta monitorando la situazione. Sì, esattamente, perché questi incontri periodici, ma che si fanno anche al momento, per prendere delle eventuali iniziative che dovessero essere necessarie per affrontare eventuali criticità. Per esempio, se dai nostri sensori pluviometrici riscontriamo che c'è un livello di pioggia molto elevato, questo fa presumere eventuali inondazioni, quindi allagamenti o addirittura tracimazione di fiumi. Quindi questo discorso qui ci vedrebbe immediatamente pronti con le nostre squadre di protezione civile a raggiungere i luoghi per supportare eventuali emergenze. Ecco, c'è un collegamento diretto anche con i vigili del fuoco, con la forestale, con gli altri corpi, diciamo, che presidiano il territorio.
Certo, negli ultimi anni, anche grazie, ripeto a dire, alla tecnologia, per esempio ora come ora la riunione, mentre prima in passato si faceva in presenza con il tempo che ciò comportava, ora si fanno a distanza, quindi attraverso video call, e quindi Marzio Tuttolomondo, che è il responsabile del nostro servizio di protezione civile, sta partecipando proprio per fare il punto con tutti questi vari organismi di protezione civile della situazione. Ecco, c'è un pronto intervento nel caso in cui possa succedere qualcosa? So che avete anche un numero verde, che qualcuno ha bisogno di qualche informazione. Allora, il servizio di protezione civile ha una serie di strumentazioni, anzi di mezzi pronti sia per l'antincendio che per eventuali situazioni di criticità. Abbiamo 2 torri faro, abbiamo quindi varie strumentazioni, abbiamo una stazione mobile dove possiamo anche monitorare sul luogo eventuali criticità di protezione civile, e quindi diciamo che la provincia è pronta a intervenire e a supportare tutte le altre forze. E poi la vera forza della protezione civile, come sappiamo, è il volontariato, con il quale abbiamo una convenzione da lunghi anni. Marzio, allora, in collegamento con tutti gli enti della provincia, brevemente quali criticità sono emerse in queste ultime ore? Ci sono dei punti da attenzionare, il fiume Salso, Licata, altri punti a San Biagio Platani? Stiamo monitorando i ponti dove noi abbiamo collocato gli idrometri e attualmente la situazione è tranquilla dal punto di vista idraulico. Registriamo raffiche di vento importanti lungo la costa. E sulla situazione in città si registrano delle criticità, in particolare a San Leone, all'altezza del piazzale Giglia, dove la furia del mare sta compromettendo la stabilità di qualche immobile che si affacciano proprio sul Mare Nostrum. Abbiamo sentito il sindaco di Agrigento, Miccichè. San Leone, abbiamo avuto un crollo di un angolo del belvedere in piazzale Giglia, dove ci sono le panchine. Un angolo è crollato perché il mare è penetrato da sotto. La zona critica non è tanto via delle Dune, la pista ciclabile, perché paradossalmente si è creata una spiaggia, quindi il mare non riesce a lambire proprio sotto la strada, quindi lì io sono tranquillo. Infatti si pensava ieri di chiudere lentamente la strada, ma invece il mare non arriva. La cosa critica invece è a Mare Nostrum, dove il mare arriva sotto qualche abitazione, perché là ci sono tante villette, e quindi ha oltrepassato la recinzione, ma anche sotto la recinzione, e poi tornando indietro si riporta il terreno, quindi con conseguente danno per le basi delle abitazioni. Lì è una, mi dispiace dirlo, ma è una morte annunciata già forse più di 3 anni fa. Io ho convocato in quella zona, faccio sopralluogo con l'Unione Civile, con l'assessorato alle infrastrutture e i tecnici dell'assessorato. Mi ricordo che c'era l'ingegnere Teresi, che ora è in pensione, quindi immagini, parliamo di qualche anno fa. E lì si doveva intervenire immediatamente con una barriera di scoglie, come già c'era, non era una cosa nuova, esiste lì, che arriva fino proprio a piazzale Giglia. E poi il discorso delle barriere soffolte, quello è un progetto più ambizioso e più grande, però nell'immediato si doveva, anche perché lì insiste il tubo premente della fogna, che fortunatamente per ora non ha subito nessun danno, perché è stato bloccato da una parte di masso, quindi che lo tiene fermo, perché se no altrimenti con le oscillazioni delle mareggiate già si sarebbe spaccato. Però lì io sono preoccupato per due abitazioni, quindi nell'immediato io qualcosa lo dobbiamo fare. Io già ora stesso con la mia protezione civile uscendo da qui facciamo una relazione al settore Cocina, e poi, come le dicevo io ieri, voglio cercare di intervenire con dei fondi comunali, però proprio sia per via delle Dune, ma anche lì a seconda, anche lì, perché sono a rischio 2 abitazioni e ripeto già da tempo. E continuano le scosse di terremoto nel Messinese, anche oggi se ne sono registrate ben 17, come ci illustrano in questo servizio i colleghi di Messina. Non si arresta lo sciame sismico che sta interessando la zona dei Nebrodi nel Messinese. I sismografi hanno registrato complessivamente 17 scosse di terremoto, alcune delle quali di forte intensità, tutte localizzate nell'area compresa tra Militello Rosmarino e Alcara Lifusi. Le ultime 2 scosse in ordine di tempo sono state registrate il 19 gennaio alle 17:20 e alle 17:22,
rispettivamente tra magnitudo 3.7 e 2.8, con epicentro tra Militello Rosmarino e Alcara Lifusi. Entrambi i terremoti sono stati chiaramente avvertiti dalla popolazione anche a diversi chilometri di distanza, generando apprensione tra i residenti. Nella stessa serata del 18 gennaio si era verificata la scossa di maggiore intensità, pari a magnitudo 4.0. Alle ore 14:54 l'epicentro è stato localizzato nel territorio di Militello Rosmarino, a circa 2 km a sud del centro abitato, con una profondità di 8 km. Il sisma, localizzato dalla sala sismica dell'INGV di Roma, è stato avvertito distintamente in numerosi comuni del comprensorio, accompagnato in alcuni casi da un boato. Pochi minuti prima, nella stessa giornata, alle 14:58, i sismografi avevano registrato un secondo evento di magnitudo 2.1 con epicentro a 3 km a sud-ovest di Militello Rosmarino, seguito da ulteriori scosse di magnitudo 2.4 e 2.0 localizzate nel territorio di Alcara Lifusi. Lo sciame è proseguito anche nel tardo pomeriggio del 18 gennaio e in serata, con diverse scosse di magnitudo compreso tra 2.0 e 2.6, sempre nella stessa area. Quella notte la terra ha continuato a tremare. 3 le scosse registrate alle 2:12, 5:17 e 5:48. In particolare, quella delle 5:17 di magnitudo 3.5, seguita da un'altra di magnitudo 2.7, ha svegliato molti abitanti, provocando momenti di paura e un amaro risveglio. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma l'attenzione resta alta. Le autorità e la protezione civile continuano a monitorare l'evoluzione dello sciame sismico, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti del comprensorio nebroideo. E sullo sciame sismico dei Nebrodi, che ha visto in questi giorni forte scosse di magnitudo 5, abbiamo raccolto le testimonianze della gente del luogo. Ed effettivamente ero seduto sul divano e mi sono sentito, ballare, quindi ho subito dedotto che si trattasse del terremoto. Ma è stato proprio un attimo. Sì, l'abbiamo sentito, eravamo in casa e quindi abbastanza forte stato. In quale zona? San Frodano. Mentre quello di stamattina l'ha sentito? Stamattina sì, stamattina mi trovavo ad Acquedocci. Ero nel letto, mi sono alzato di balzo. Hai sentito qualcosa? No. Ieri ero sulla strada con la macchina, come lo sentivo? Sì, ieri alle 2:55. Ero in campagna, seduto sul gabello. E ho sentito, sì, è tremato. C'era anche la recensione che è tremata. Mentre stamattina alle 5? No, stamattina alle 5 non l'ho sentito. Non ho sentito il terremoto. Né quello di ieri né quello di... No, io no. Esatto, l'ho sentito nel primo pomeriggio, mi trovavo seduto in poltrona e ho sentito qualche cosa che si muoveva alle spalle. Ho capito subito che si trattava di una scossa tellurica. Ma questione di pochi secondi però. È uscito per strada? È stato... No, neanche con i terremoti più forti esco per strada. Lì si vede. Allora, ieri verso le 3, ma non è stata proprio una vera scossa di terremoto, è stata come una sensazione di un piccolo spostamento, poi guardando il lampadario, perché io sto in mansarda, non si muoveva nulla, quindi è stata solo una sensazione di aria, come si dice, un piccolo boato, una cosa del genere. Mentre la scossa odierna delle 5 del mattino? No, non l'ho sentita. Stamattina alle 5:17 in punto, come diceva Alex, ho sentito come una folata di vento con tutte le finestre e le porte chiuse. Questa è stata la sensazione che ho avuto sentendo il terremoto di stamattina. Quello che dentro nel 14 non l'ho avvertito perché guidavo. Quello di stamattina ha molto strana, la sensazione di come una folata di vento però al chiuso. È una forte vibrazione. Assolutamente no. Niente. I suoi vicini, qualcuno? Allora, io abito una casa piano terra e seminterrato. Sarà magari questo. Uno sciame sismico ha interessato la zona dei Nebrodi in Sicilia, con 11 scosse di varia intensità, registrate da domenica pomeriggio fino alle prime ore dell'alba di oggi. La scossa più forte di magnitudo 4.0 è stata registrata domenica 18 gennaio alle 14:54, con epicentro nel territorio di Militello Rosmarino, in provincia di Messina.
L'epicentro è stato localizzato a circa 2 km a sud del centro abitato, a una profondità di 8 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'INGV di Roma ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione, anche nei comuni limitrofi e a diversi chilometri di distanza. Numerose le segnalazioni dei residenti che hanno riferito una scossa breve ma intensa, accompagnata in alcuni casi da un boato. Pochi minuti dopo l'evento principale, i sismografi hanno registrato una seconda scossa di minore intensità, di magnitudo 2.1, avvenuta alle 14:58. L'epicentro è stato individuato a 3 km a sud-ovest di Militello Rosmarino, a una profondità di 8 km e localizzata dalla sala sismica dell'INGV Roma. Successivamente sono state registrate altre 2 scosse di magnitudo 2.4 e 2.0, sempre nella stessa area, in territorio di Alcara Lifusi. La terra ha continuato a tremare anche nel tardo pomeriggio e in serata, con diverse scosse aventi epicentro a Militello Rosmarino, con magnitudo compreso tra 2 e 2.6. Lo sciame sismico è proseguito anche durante la notte, con epicentro sempre tra Militello Rosmarino e Alcara Lifusi. In particolare, sono state registrate 3 scosse alle 2.12, 5.17 e 5.48. Le ultime 2 di magnitudo 3.5 e 2.7 sono state chiaramente avvertite dalla popolazione. La scossa delle 5.17 ha svegliato molti abitanti del comprensorio, provocando momenti di paura. Al momento non si segnalano danni né a persone né a cose. La mia vita, scosse dell'Uriche, ne ho subite tante, fra i quali alcune mentre mi trovavo nella mia città natale e soprattutto di sera, verso le 9 più o meno. Ma scossa all'Uriche forte, l'unica diciamo così, probabilità che io avessi potuto avere dei guai si trattava del fatto che la casa era antica, però la casa essendo antica aveva le travature di legno che assorbivano gli urti, gli altri scappavano e rimanevo in casa. Poi sono uscito fuori, ho messo in funzione la mia radiotrasmittente e ho dato assistenza a chi aveva problemi, punto. Il Comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle il 17 gennaio di quest'anno ha inviato una richiesta al Presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle per indire una seduta aperta e urgente. Il problema riguarda in particolare il pennello a mare per lo sversamento della salamoia fluttua libero sulla superficie dello specchio d'acqua antistante il nuovo dissalatore voluto dal Commissario straordinario dell'acqua, il nostro servizio. Il pennello a mare a Porto Empedocle per lo sversamento della salamoia fluttua libero sulla superficie dello specchio d'acqua antistante il nuovo dissalatore voluto dal commissario straordinario dell'acqua, un pericolo da non sottovalutare, soprattutto se dovesse sganciarsi. Questa è la denuncia fatta dal Comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle, che sottolinea lo stato di immobilismo delle autorità che ad oggi non intervengono e sembrano essere sprofondati in una forma di catalessi istituzionale che preoccupa moltissimo. Per tali ragioni il Comitato Empedoclino ha inviato in data 17 gennaio di quest'anno, così come annunciato, una richiesta ufficiale al Presidente del Consiglio e ai consiglieri comunali chiedendo di indire una seduta del Consiglio aperta e urgente per discutere sulle emergenze conseguenti al decreto 42 del 17 dicembre di quest'anno. L'oggetto del documento inviato per conoscenza al sindaco e a sua eccellenza il prefetto recita: Porto Empedocle, dissalatore acqua marina sulla spiaggia di Marinella, segnalazione di presunto danno all'erario e di grave pregiudizio per l'economia turistica della città. Denuncia civica sul decreto commissariale 17 dicembre 2025, preludio di un dibattito acceso che speriamo coinvolga la cittadinanza. Chiederemo, continua il Comitato Mare Nostrum, al Consiglio Comunale di esprimersi sul danno ambientale che certamente causerà la salamoia, di esprimersi sugli errori commessi nella realizzazione dell'impianto. Questo quanto affermato dal Presidente del Comitato Maurizio Saia, che afferma: auspichiamo la partecipazione delle istituzioni competenti, compresi gli organi di governo nazionali e regionali. L'obiettivo è lo smontaggio del dissalatore provvisorio che insiste nel mare di Andrea Camilleri e, come buona norma ambientale, vuole il ripristino naturale dei luoghi con il conseguente montaggio del dissalatore fisso nella zona industriale ex ASI, lì dove ci sono i vecchi dissalatori completi delle necessarie infrastrutture. Abbiamo una visione diversa e ne approfitteremo per lanciare una proposta: Porto Empedocle, città del mare, ma bisogna invertire la tendenza riparando ai danni urbanistici, ambientali e sociali procurati dalle scelte passate.
E sull'aeroporto di Agrigento mercoledì si svolgerà un incontro al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla presenza dell'onorevole Calogero Pisano e dell'ingegnere Di Carlo del Libero Consorzio Comunale di Servizio. Il prossimo mercoledì una delegazione agrigentina sarà ricevuta presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un incontro tecnico istituzionale dedicato al progetto di realizzazione dell'aeroporto di Agrigento. Sarà presente, autorizzato dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pendolino, l'ingegner Michelangelo Di Carlo, dirigente del settore infrastrutture, che da anni segue l'iter amministrativo per la realizzazione dell'importante opera aeroportuale, unitamente al parlamentare agrigentino Calogero Pisano, promotore dell'articolo 8 bis inserito nel decreto legge Sud approvato dal Parlamento e convertito in legge, che prevede la realizzazione di uno scalo nell'area centro-meridionale della nostra regione. L'interlocuzione con i tecnici del Ministero rappresenta un passaggio cruciale dell'iter avviato per la valutazione del progetto aeroportuale che riguarda appunto la realizzazione dello scalo nella piana di Licata, ritenuto strategico e fondamentale per lo sviluppo economico e turistico dell'intero territorio agrigentino. Si tratta di un momento di confronto fondamentale, ha dichiarato l'onorevole Pisano, che segue il lavoro puntuale e responsabile svolto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Solo poche settimane fa l'ente, su impulso del presidente Pendolino, ha completato infatti l'iter documentale trasmettendo al Ministero tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta per la valutazione finale del progetto. L'incontro di mercoledì, conclude Pisano, conferma la volontà delle istituzioni locali e nazionali di procedere con serietà e determinazione lungo il percorso che può colmare un grave deficit infrastrutturale e aprire nuove prospettive di crescita, occupazione e competitività per l'area agrigentina e per l'intera Sicilia. Passiamo alle notizie di cronaca. Controllo sulla movida agrigentina effettuata nel fine settimana dai militari dell'Arma, anche con personale in borghese, diversi gli interventi effettuati, con particolare riferimento e controlli al centro storico della città. Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Agrigento hanno intensificato i servizi di controllo del territorio in città, con particolare attenzione al centro storico e ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani. L'attività svolta sia da personale in uniforme sia da militari in abiti civili ha consentito di controllare 34 veicoli e complessivi 55 soggetti. Nel corso dei controlli un ventenne è stato sorpreso in via San Francesco mentre consumava sostanze stupefacenti. La sostanza è stata sequestrata e il giovane segnalato alla competente prefettura. Le verifiche hanno interessato anche 5 distributori automatici presenti nel comune e in un caso è emerso il mancato accertamento dell'età degli acquirenti, consentendo così l'acquisto di alcolici anche a minorenni. In altri 3 casi i distributori non sospendevano la vendita di alcolici negli orari prescritti e somministravano bottiglie in vetro in violazione del regolamento comunale e con potenziali ricadute sulla sicurezza, sull'ordine pubblico, specie nelle serate di maggiore affluenza dei giovani. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 31.000 euro con confisca della merce e delle apparecchiature. Seguiranno segnalazioni alle competenti autorità comunali per l'eventuale sospensione delle licenze di vendita. I controlli hanno anche riguardato la sicurezza stradale. Tra i conducenti sottoposti a verifica, un quarantenne empedoclino è risultato alla guida con la patente scaduta, mentre un giovane neopatentato è stato sorpreso in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida per un periodo di almeno 4 mesi. I servizi di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane a tutela dei residenti del centro storico e dei titolari delle attività commerciali, con l'obiettivo di garantire sicurezza, tranquillità e rispetto delle regole di civile convivenza, soprattutto in occasione delle serate della Movida. Linea alla regia per la pubblicità. A Camastre a Naro, controlli sul territorio, i carabinieri denunciano un uomo per furto e vendita abusiva di acqua. Si tratta di un dipendente del comune.
I carabinieri della sezione di Camastra, con il supporto dei militari della stazione di Naro, nell'ambito di un servizio mirato al controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un uomo di 61 anni, residente a Naro, dipendente comunale, perché ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, esercizio abusivo di professione e frode in commercio. Nel corso dello specifico servizio di osservazione, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo alla guida di un autocarro Iveco 145 allestito ad autobotte mentre prelevava indebitamente l'acqua da una fontana destinata al pubblico servizio in via Petruzzella a Camastra. Gli accertamenti successivi hanno consentito di documentare la consegna del carico idrico presso un'abitazione privata di Naro in via Colapuma, dietro corresponsione di una somma di denaro, nonché l'assenza ingiustificata dell'uomo dagli uffici comunali. Il veicolo utilizzato per l'attività illecita è stato subito sottoposto a sequestro. Nel corso dell'operazione è intervenuto anche il personale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, che ha proceduto al campionamento dell'acqua al fine di verificarne le condizioni di salubrità. Rinvenuti interrati una canna da fucile marca Menickler, cercano modello 91 e 173 munizioni calibro 6,5x52 in pessimo stato di conservazione, residuati bellici, la scoperti in un fondo di via degli Elimi nelle campagne di Villa Seta durante dei lavori di ristrutturazione edilizia di un vecchio immobile. Il proprietario del terreno, un cinquantenne imprenditore agricolo, ha immediatamente allertato il 112. Sul luogo si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Agrigento. Il Mannler Carcano è stato un fucile a otturatore girevole e scorrevole adottato dal Regio Esercito Italiano dal 1891 al 1945. L'arma da sparo e le munizioni sono state prelevate dai militari per la successiva consegna all'ente preposto. Disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, il GUP del Tribunale di Palermo Antonella Consiglio ha prosciolto i 6 imputati coinvolti nell'inchiesta Giano Brifonte su un presunto giro di tangenti all'ente regionale IRFIS mascherate da consulenze in cambio di finanziamenti a tasso agevolato. Sono stati prosciolti Paolo Minafò, 59 anni, funzionario dell'IRFIS, Antonio Vetro, 56 anni, consulente del lavoro di Favara, Giovanni Chiaretta, 52 anni, Francesco Iacolino, 64 anni, Angelo Ingorvaia, 63 anni e Valerio Peritore, 58 anni, quest'ultimi 2 amministratori della Omni SRL. La Procura di Palermo, con il procuratore aggiunto Anna Maria Picozzi e il sostituto Claudia Ferrari, aveva chiesto il rinvio a giudizio. Secondo l'accusa, le tangenti sarebbero state mascherate da consulenze per ottenere soldi pubblici. Il giudice, nel prosciogliere gli imputati, ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni disposte durante le indagini. Ignoti hanno distrutto, lasciandoli sul posto, i componenti elettrici dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Contrada Cabibbia ad Alessandria della Rocca. Dopo la scoperta, il dirigente responsabile del quarto settore del comune di Alessandria della Rocca ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della stazione cittadina. La Procura della Repubblica di Sciacca, subito notiziata dell'accaduto, ha aperto un fascicolo a carico di Ignoti per l'ipotesi di danneggiamento e interruzione di un servizio di pubblica necessità. Il danno arrecato è ancora in via di quantificazione, purtroppo non coperto da alcuna assicurazione, e non sono mancati disagi. Il RAID ha bloccato il funzionamento dell'impianto. Oggi nella cattedrale di Palermo la messa solenne in onore di San Sebastiano, martire, patrono delle polizie municipali d'Italia, una messa solenne che riunisce autorità civili e religiose e rappresentanti dei corpi di polizia locale nel segno della fede, del servizio e della dedizione alla comunità. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Nella
Nella cattedrale di Palermo si celebra oggi San Sebastiano Martire, patrono delle polizie municipali d'Italia, ufficiale dell'esercito romano, fedele all'imperatore ma più ancora fedele a Cristo, fu tutto dedito a soccorrere ed aiutare i cristiani. Sebastiano fu martirizzato nella persecuzione di Diocleziano nel III secolo per la sua fede cristiana, diventando simbolo di coraggio, lealtà e servizio. Il 10 maggio 1957 Papa Pacelli lo proclama patrono dei vigili urbani. Il suo sepolcro si trova a Roma nelle catacombe che da lui presero il nome. Valori richiamati nella messa solenne che riunisce autorità civili e religiose e i rappresentanti della polizia locale impegnati ogni giorno a tutela della comunità. Sua Eccellenza, San Sebastiano che celebriamo oggi è simbolo di coraggio e di servizio. Quali valori ancora può dare a tutti noi? Oggi nella lettura leggeremo che Dio guarda al cuore e credo che forse questa possa essere una misura del servizio. La città la si ama e la città è fatta dagli uomini. E lì dove c'è un volto umano c'è il centro della città e quindi credo che sia anche un'opportunità perché non solo la polizia urbana ma noi tutti possiamo scegliere di abitare e di amare questa città con una grande corresponsabilità, la costruiamo insieme nel bene, nella fraternità, nella legalità. San Sebastiano è il santo patrono delle polizie locali. Racchiude in sé, è una figura emblematica che racchiude in sé le virtù militari tipiche di chi indossa un uniforme e lo spirito di sacrificio, la dedizione, la fede che lo porta all'estremo sacrificio, al martirio. Per l'amministrazione comunale è un momento importante perché diamo il giusto merito, il giusto risalto alla nostra polizia municipale che ha un ruolo fondamentale nel mantenimento non soltanto di standard di sicurezza, ma della civile convivenza nella nostra città e poi in qualche modo il mio pensiero va anche ai nuovi 100 agenti, uomini e donne, che oggi vivranno la loro prima festa di San Sebastiano nella cattedrale di Palermo. Un importante momento di incontro e riflessione fondamentalmente perché San Sebastiano è il protettore naturalmente della polizia municipale. È un momento in cui tutti quanti i vigili si incontrano, si riuniscono ed è un momento di riflessione, di grande fede. Quali sono le principali sfide vostre quotidianamente che dovete affrontare? Sono quelle istituzionali naturalmente, quelle che la polizia municipale cerca naturalmente di portare avanti e di affrontare: il controllo del territorio, il traffico naturalmente, l'abusivismo. Ora fortunatamente abbiamo, come voi sapete, assunto altri 104 vigili e che questo naturalmente ci porterà a intensificare naturalmente il nostro controllo sul territorio. Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, esprime grande soddisfazione e si congratula con Beniamino Biondi per il premio di miglior studioso 2025 nelle discipline umanistiche assegnato dall'Università Statale Ucraina per la sicurezza della vita umana di Leopoli allo scrittore e saggista agrigentino. L'importante premio, afferma il presidente Pendolino, è il giusto riconoscimento al grande lavoro di ricerca portato avanti da molti anni da Biondi in un ambito complesso e fondamentale per meglio comprendere le profonde trasformazioni culturali del mondo in cui viviamo. Sono oltremodo felice che un intellettuale agrigentino si imponga all'attenzione del mondo culturale internazionale, peraltro all'interno di un programma che mira a promuovere il dialogo e la cooperazione tra studiosi e ricercatori. Traguardo di rilievo per il Comune di Agrigento che ha firmato il protocollo d'intesa con l'organizzazione di volontariato Ollus Plastic Free. Il documento, rinnovato annualmente da 4 anni, è stato adesso firmato a tempo indeterminato dal sindaco Miccichè. All'incontro hanno partecipato il referente provinciale di Plastic Free Alessandro Arcuri, i consiglieri comunali Valentina Cirino, Giuseppe La Felice e Sergio Bruno, componenti della seconda commissione consiliare permanente, che con impegno costante e collaborativo hanno creduto nel progetto volto a salvaguardare e tutelare l'ambiente dall'inquinamento da plastica, concretizzando un obiettivo rilevante e utile per la salubrità del territorio e per la salute pubblica.
La società Gemini Calcio comunica che in accordo con la società Agragas e alla luce delle avverse condizioni meteo che interessano la nostra regione, nelle giornate di oggi e domani la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia promozione tra il Gemini Calcio e l'Agragas è stata rinviata. La partita, inizialmente in programma domani mercoledì alle ore 15, verrà recuperata il prossimo mercoledì 4 febbraio con inizio sempre alle ore 15. Per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, premiati a Palazzo Zanca gli studenti messinesi. Da Messina il servizio. Della raccolta dei rifiuti in tutti i 108 comuni, che è molto complicato. Si è conclusa a Palazzo Zanca nel Salone delle Bandiere la cerimonia di premiazione degli elaborati realizzati dagli studenti degli istituti di istruzione superiore Salvatore Pugliatti di Taormina, Leonardo da Vinci di Milazzo e Verona Trento di Messina, nell'ambito delle iniziative promosse dalla Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti Messina per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. I lavori premiati, frutto di un percorso di sensibilizzazione svolto nel mese di novembre tra Taormina, Milazzo e Messina, hanno affrontato il tema del corretto conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'iniziativa, promossa dalla SRR, Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, guidata dal presidente Salvatore Mondello, aveva l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza ambientale tra le giovani generazioni e diffondere buone pratiche di sostenibilità. Durante la cerimonia sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti: Premio Innovazione, Istituto di Istruzione Superiore Verona Trento di Messina, Premio Impatto Comunicativo, Istituto di Istruzione Superiore Salvatore Pugliatti di Taormina, Premio Creatività, Istituto Tecnico Economico Leonardo da Vinci di Milazzo. Il sindaco della città metropolitana di Messina, Federico Basile, ha portato il suo saluto agli studenti e ringraziandoli per il contributo alla diffusione del messaggio ambientale promosso dalla SRR e augurandosi che il percorso intrapreso possa proseguire nel tempo. A ritirare i premi, insieme agli studenti, sono stati il vicepresidente del Salvatore Pugliatti di Taormina, Giancarlo Cannizzaro, il professore del Leonardo da Vinci di Milazzo, Antonio Patti, e il dirigente scolastico del Verona Trento di Messina, Luigi Genovese. L'incontro ha rappresentato un momento di valorizzazione dell'impegno dei giovani e di condivisione dei valori legati alla tutela dell'ambiente. Siamo alla giornata conclusiva di un tour che lo scorso mese ci ha visti impegnati presso alcuni comuni sia della zona ionica che della zona tirrenica nonché della città capoluogo. Abbiamo iniziato in quel di Taormina dove abbiamo incontrato gli allievi della scuola Pugliatti, a seguire siamo stati nella città di Milazzo con gli allievi del Leonardo da Vinci, infine a Messina con gli allievi dell'Istituto Industriale Verona Trento. Devo dire una attività assolutamente entusiasmante perché da un lato ci ha permesso di sensibilizzare i ragazzi, soprattutto in coincidenza della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, che vedeva come tema centrale la differenziazione dei RAEE, le componenti elettroniche che hanno una grande peculiarità, quello di non essere una criticità ma essere una risorsa proprio per la grande quantità di materiali che possono essere riciclati. Dall'altro ci ha permesso di far conoscere le attività della società SRR che mi onoro di rappresentare in qualità di presidente. Continueremo con altre iniziative in futuro che vedranno la sensibilizzazione di ulteriori scuole e soprattutto ci vedranno impegnate in tutto il territorio in cui praticamente l'attività della SRR ricade. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.